Trieste hosted a major forum on the future of energy. Regional leaders called for diversified power sources from hydrogen to solar and even left the door open for nuclear energy, saying the transition must secure both the environment and the economy. Noi dobbiamo avere la forza di fare una programmazione di medio e lungo periodo differenziando le fonti di approvvigionamento. Pensare che come in passato avessimo una fonte principale, magari dipendente da un paese singolo, abbiamo visto che è un problema non soltanto per il rifornimento di energia, ma diventa anche un problema politico serio, l'abbiamo visto con la Russia. Quindi la Regione sta lavorando molto sulla differenziazione, pensiamo al Hydrogen Valley, su cui stiamo lavorando, ma non solo, su tutta le energie alternative come l'energia solare e quindi la parte fotovoltaica, ma esattamente come penso potremmo utilizzare anche nuove fonti e le nuove tecnologie a disposizione. La Regione ha investito tantissimi soldi, parliamo di centinaia di milioni per il fotovoltaico, una regione che ha 1.200.000 abitanti, quindi pensate voi declinarlo sull'Italia e sull'Europa quanto sia importante questo tipo di investimento che abbiamo fatto.